Chialan ben in muse il Sinedri, Pauli al disè. Fradis, fin tremai a ue, mi soi comportato davanti di Dio con tune coscienze nette. Ma il prim predi, Ananie, all'ordinà ai suoi assistenti di patafai la bocchia. Allora Pauli gli disè, Dio ti patafarà te, muraes blanchiade. Tu sei sentato lì per giudicami da ur de legge, e tu ordenis di patafami quintri de legge. Gli assistenti gli diserin, sas tu che tu sta suffindint il prim predi? Pauli al rispondè, Fradis, non sapevi qual era lui il prim predi, perché che l'è scritto, non sta svilanà il suo restant dal tuo popolo. Pauli al sapeva che di una bande era la clappe dei Sadduceus e di che altre che dei Fariseus. Al dise dunque a fuart, Fradis, io i soi fariseo, fi di Fariseus. Aleppa la nostra speranza, la resurrezione dei muars, che sono stati mettuti sotto processo. Neanche finiti di chisti per aulis, si invia un baruffon enfri fariseus e sadduceus, e l'assemblea si spaccà. Di fatto, i sadduceus accontindin che non è resurrezione, ni agnui, ni spirit, alla qual che i fariseus accrodin tant chel che chel. A faserin dunque un davuei dal numero 1. Un trop di scritturisti de clappe dai fariseus a llevarin in peis e attaccarin a protestare con vehemenzia. No, non chiatin ombre di mal in chistom. E se ives fevelato un spirito o un agnul, il sunsur al cresceve sempre plui. Allora il tribun, di paure che fruciassi in Pauli, al mandai soldati a tirarlo via di lì e a tornarlo a menà in preson. L'anno dopo, al vigni il Signor a di, fasiti fuart, come che tu mi hast fatto di testimoni a Gerusalemme, tu has di famal anche a Rome. Rivaddi, i giudeos a fazer in assemblee e si impegnarin con tanti a vot a non mangiare plui né a bevi fin tremai che non avevi fatto fuori Pauli. A era in passe 40 che avevi fatto chist complot. All'erin acchiattai sorestanz dai predis e dai anzians e urdiserin. No, si sin impegnas con tanti a vot, a nocchioli nuie, fin tremai che non varin fat fuori Pauli. Vualtris comò, d'accordo col Sinedri, ispiegais al tribun che la di dausal, con rimpin di scrutinalo miei sulla questione. No, i sin già prons per copalu, prima che arrivi. Ma al fida la sor di Pauli, al vigna savè dal complotto. Al lette fuartece, al rientrà e al visà Pauli. Clamato un centurion, Pauli gli disè, mene che sfantacciut dal tribun, che l'ha alc di contai. Allora il centurion lo chiappà e lo accompagnà dal tribun. Gli disè, il prigionier Pauli mi ha clamato e mi ha preat di menati che sfantacciut che l'ha al di contati. Il tribun, al chiappà il fantacciut per la man, si tirato un chianton e domandà, c'è atto di contami po? I rispondè, i giudeos si sono mettuti d'accordo di domandati di menà Pauli denando al Sinedri con la scusa di la pluia font dalla sua questione. Non sta crodior, ande 40 di loro che si sono impegnati con giuramento a non mangiare e a non bevi finché non lo han copato, che aspetti in dome che il momento. E come a son due prons, aspettando dome che tu disis di sì. Il tribun al manda via il fantacciut con queste raccomandazioni. Non sta viergi bocche con nessun che tu mi hai scontato questi robis. Da spo, al clamato i centurions e un disè,
prontai 200 soldats, 70 cavaliers e 200 armas, per la fin a Cesare, 3 ore dopo la tiul sorelli. Procurai tanti chiavai per far montare Pauli e menalu san e salv dal governatore Filis. Al scriveu una lettere che diceva: Claudi Lisie al gran governatore Felis, salut. Che stom culi lo avevi imbrincato i giudeos e stavi per farlo fuori, ma i suoi arrivati coi soldati e ora l'hai chiavato dalle mans, perché gli hai saputo che è un cittadino romano. Gli hai voluto sapere di preciso il perché che volevi condannarlo e ora l'hai menato al Sinedri. Mi sono sancirato che la questione riguardava pons imberdeas dalla loro legge, ma che non erano ragioni che mertas la morte o la prigione. Venuta a sapere di un complotto che stavi improntando contro di quest'uomo, te l'hai mandato dal momento a te e ora hai fatto sapere a di che lo incolpavano di portare i loro naglianzi davanti di te. Da voi ordini svus, i soldati acchiappare in Pauli e lo menare in via Palagnot a Antipatride. Dall'indomani a mandare in davanti con lui i cavaliers e a tornare in daur dalla fortezza. Rivassa a Cesare, i cavaliers i consegnare la lettera al governatore e i presentare anche a Pauli. Dopo di velette la lettera, il governatore al voler sapere di che province calere. Sintin calere de Cilicie i dise: ti ascolterai quanca saranno rivas schenti, anche che son quintri di te. E lo fasettini di voli dal pretore di Erode.